È iniziata. Aspra Accademia Trapani. Pressione efficace di Marrone. E allora Gio si può involare verso la porta. Gio calcia, la risposta di Mistretta. Prima occasione della partita, poi c'è un clamoroso retropassaggio. Sull'esterno Castiglione dialoga e lo fa alla meraviglia con Samanna. Ancora Castiglione che si rientra e calcia. Respinge De Miere. Primo tiro pericoloso della partita degli ospiti. Intanto buona la palla di Palmeri per Gio. Occhio perché è uscito Mistretta fuori dalla porta. Gio insiste, Gio ancora. Si salva il difensore Mistretta, ma l'Aspra continua. Gio a giro! Il miracolo di Mistretta! 2 a Fulgatore, 1 nell'ultimo match contro il Mazzara. Riparte comunque l'Accademia con York. Illusione del gol da parte del numero 11 che sembrava averla messa sotto l'incrocio. Palazzo è solo, può calciare Palazzo, palla fuori. Uno delle new entry quest'anno, va Pericone col mancino, la leva da sotto la traversa De Miere e questa è la parata più importante della partita. Si salva l'Aspra. Calcio d'angolo. Occhio a questo colpo di testa di Guaiana che sblocca il parziale. Secondo gol con la maglia dell'Accademia per Guaiana e quindi 1-0. Tanto Saria è rimasto a terra, ce n'è 2 a terra dell'Aspra e adesso vanno tutti giù perché il risultato vede l'Accademia avanti di un gol. 1-0 il parziale, finisce così al Giovanni Aloisio di Misilmeri.